Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Inizierà finalmente, possiamo dire, una settimana dal sapore prettamente invernale, senza punte di eccezionalità, però qualcosa si muoverà sullo scacchiere europeo e anche mediterraneo. Per capire cosa accadrà iniziamo con una mappa in quota circa 5.500 metri e incentrata verso metà della settimana per far vedere in pieno oceano con i colori in arancione l'alta pressione, mentre scivolerà sul Mediterraneo una saccatura artica che sarà un po' protagonista della scena meteorologica sia in termini di temperature che sono destinate a scendere sia per quanto riguarda le precipitazioni. Per capire cosa accadrà vediamo un po' la distribuzione delle precipitazioni sul nostro territorio partendo da lunedì, quando ci saranno precipitazioni soprattutto al centro-sud localmente intense, qualcosa anche al nord-est, diciamo che durante la notte qualche fioccata potrebbe avvicinarsi anche sulle aree pianeggianti. Andrà un po' meglio martedì quando tutto si trasferirà verso sud, mentre mercoledì nuovo peggioramento da ovest a sud-ovest e direi che al nord ci sarà il rischio di nevicate anche sulle aree pianeggianti. Possiamo dunque dire che l'inverno arriverà sul nostro territorio, come dicevo, nulla di eccezionale, però sarà un attimo da vedere esattamente dove si formeranno i minimi di pressione del suolo, perché questi saranno determinanti nel capire l'esatta distribuzione delle precipitazioni. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti una buona settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.